È un piacere essere qua alla 87esima Sagra del Pesce di Chioggia, in un contesto straordinario, che sono una città straordinaria, bellissima, fantastica come Chioggia può darci, ricca di storie, di tradizioni, di cultura, ma soprattutto stasera gustiamo il buon pesce ed è grazie a questi stand gastronomici che fanno da cornice ai bei palazzi chioggiotti che questa sera nella stupenda serata d'estate gustiamo dai fasolari al pesce, alla frittura, a tutto quanto di buono c'è. Grazie agli organizzatori, grazie alla possibilità di stare in compagnia, socializzare con il buon pesce di Chioggia e i bravi cuochi e nonché il contesto balneare e storico cui Chioggia ci regala stasera. Possiamo farvi degustare il sapore di peoci, il baccalà mantecato, ci sono il patè di dentice, delle splendide ostriche con il tartufo oppure ostriche al naturale, delle eccellenti fritture accompagnate da un tris di crostini, tutta la procedura, tutta cottura fatta da noi. Provare per credere, ragazzi. Siamo qui alla 87esima Sagra del Pesce di Chioggia, un appuntamento che è diventato un riferimento non solo per Chioggia ma direi per tutto il Veneto e per il nord Italia. Qui si celebrano le eccellenze gastronomiche dei nostri imprenditori ittici, ma soprattutto si fa socialità, si riscopre il valore dello stare insieme anche nella semplicità, ricordando quelli che sono un po' i nostri valori più importanti. Oltre alla semplicità c'è anche sicuramente l'attaccamento alle nostre radici, alle nostre identità, e chi meglio dei nostri pescatori e con i loro prodotti a tavola sanno raccontare chi siamo e che cosa siamo. Quindi davvero un bel appuntamento che si rinnova ogni anno e che è sempre più partecipato.